Mm. Il vero babà napoletano. Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo il babà napoletano in casa. Lo andiamo a impastare con la planetaria, mettiamo il gancio per impastare, inseriamo la farina, il sale, lo zucchero, il burro non troppo duro, a temperatura ambiente deve essere. Andiamo a sbriciolare il lievito all'interno. In totale ci serviranno 5 uova. Noi andiamo a inserire momentaneamente 2 uova e il resto le mettiamo mano a mano. Inseriamo le 2 uova e iniziamo ad impastare. Mettiamo a velocità media e aspettiamo che l'impasto incordi alla perfezione. A questo punto l'impasto è pronto per ricevere le uova uno per volta. In questa fase possiamo anche aumentare un po' la marcia della planetaria. Adesso possiamo inserire un altro uovo. Mi raccomando, soltanto quando l'impasto è attaccato al gancio si può inserire l'uovo. Se non è successo ciò, dobbiamo aspettare per un tempo indeterminato fin quando non salirà l'impasto vicino al gancio. Inseriamo l'altro uovo. Come ben sappiamo, il babà non è di origine napoletana, ma è di origine polacca, lo sappiamo tutti quanti. Ma questo vi posso assicurare che è un impasto alla napoletana e anche la lavorazione sarà alla napoletana. Adesso possiamo inserire l'ultimo uovo, mi raccomando, sempre ad impasto attaccato al gancio. L'impasto è incordato alla perfezione, andiamo a togliere dalla planetaria. L'impasto è appiccicoso ma incordato, guardate. Quando ha questa consistenza l'impasto è riuscito alla perfezione. Lo metto in un altro recipiente, copriamo con pellicola e facciamo puntare per 30 minuti. Nel frattempo facciamo puntare l'impasto, andiamo a oleare o imburrare gli stampi per babà. L'impasto è pronto, lo possiamo governare negli stampi. Si fa questo movimento per pirlare l'impasto, per farlo diventare quanto più solido è possibile, siccome è un impasto morbido, e poi dopo si va a spezzare. Ah, dimenticavo, questo è il sistema alla napoletana. I miei maestri mi raccontavano che praticamente negli anni 50 non c'era una grossa produzione di paste a Napoli, ma bensì molti babà, quindi esistevano proprio persone apposta per governare il babà. C'è addirittura chi lo lanciava da lontano. Adesso possiamo mettere in una stufa o in un ambiente caldo, aspettando che lievitano fino al bordo dello stampo. I nostri babà sono lievitati alla perfezione fino all'orlo. Adesso li inforniamo a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Statico o ventilato è uguale. Raggiunto questo colore bello dorato, i babà sono pronti. Vedete, si staccano anche dal fondo. Li facciamo raffreddare. A babà raffreddati, guardate che spettacolo. Andiamo a preparare il punch. Mettiamo l'acqua,
lo zucchero, portiamo tutto al bollore sul fuoco, mettiamo un po' di scorza di limone e arancia. Quando il punch è bollente possiamo togliere le bucce. Adesso possiamo aggiungere il rum. Giriamo. Quando il punch arriva a 50-60 gradi, adesso immergiamo il babà. Se il punch è ben caldo, i babà si bagnano velocemente. Quando saranno completamente bagnati, li possiamo togliere. Li mettiamo capovolti a testa in giù. Prima di metterli nel contenitore o su un piatto, li andiamo a strizzare in questo modo. Per dare un tocco di lucentezza mettiamo gelatina a caldo in superficie. Adesso il taglio di questo spettacolare babà napoletano. Il vero babà napoletano. Ragazzi, seguitemi sulle pagine dei miei social. Simone Esposito Pasticcere. Ciao a tutti.